Forward Cup 2016, gli europei di calcio 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Stiamo facendo bene, questa sera giocato contro una squadra che ha dei valori importanti, è al sesto posto, tuttora sta in piena lotta per i playoff, una squadra ricca di calciatori forti, ricca di eccellenti individualità. Ne siamo usciti dominando la partita, ne siamo usciti facendo 5 gol, ne siamo usciti subendone 0. Un dato importante, sicuramente Manuel sarà contento di questo, anche noi amiamo le statistiche, insomma era importante vincere per noi, confermare poi l'importante vittoria della settimana scorsa. Non abbiamo ancora fatto nulla perché mancano 3 gare e ci sono molte squadre ancora che possono raggiungerci, possono superarci. Come diceva anche Andrea e come dicevo già io settimana scorsa, per il secondo posto siamo comunque noi padroni del nostro destino, in assoluto, perché poi se noi vinciamo non andiamo a guardare cosa si fa in altre partite, non dobbiamo neanche guardare cosa fanno le contendenti, andiamo a volgere poi verso fine stagione, c'è poi il rimescolare tutto, il rimettersi in gioco, ci sarà la fase finale con i playoff e lì poi noi ce l'andremo a giocare, di questo ne sono certo. Sì, perché poi per quello che si è visto nell'arco della stagione, lo dicevo anche la scorsa volta, meritiamo la posizione che stiamo occupando, non abbiamo nulla in più, non abbiamo nulla in meno rispetto al percorso che abbiamo fatto, perché poi davanti abbiamo trovato una squadra che è andata fortissimo, a cui noi tanto rendiamo merito, perché poi stanno andando a ritmi infernali. Noi cerchiamo di stargli dietro e ci stiamo riuscendo, stiamo riuscendo, ma è ancora lunga, perché poi 3 giornate sono tante, 3 giornate non escludono per esempio anche un nostro piazzamento al di sotto del terzo o del quarto, ragazzi. C'è il CJ, c'è il Checco dello Scapicollo, c'è il Cottini, ci sono tutte squadre fortissime, le prime 5 sono squadre fortissime, di queste 5 4 sono in un fazzoletto di punti, quindi è presto per dare giudizi, stiamo lottando per mantenere il secondo posto, ma dobbiamo fare ancora tanto perché ci sono 350 minuti ancora davanti a noi, vogliamo vincerle tutte perché vogliamo mantenere la posizione, ma non sarà facile, non dobbiamo abbassare la concentrazione, non dobbiamo pensare di aver raggiunto nulla perché veramente il secondo posto poi vale 0 in fase finale. Nel calcio poi quello che vale sono i successi finali, quindi vogliamo arrivare fino in fondo, ci proveremo, questo è sicuro.